Non si regge una democrazia quando non c'è una informazione corretta, dove le persone non hanno accesso alle informazioni. Se non sappiamo, non possiamo contribuire a decidere, e se sappiamo male decidiamo male, se sappiamo bene decidiamo bene. Uno spunto di riflessione, ma anche uno stimolo a migliorare sempre il nostro impegno, quello lanciato oggi dal Vescovo di Treviso in visita agli studi di Antena 3 del gruppo Media Nord-Est. Ad accoglierlo gli editori Giovanni e Filippo Iannacopoulos e il direttore Luigi Bacialli, oltre a tecnici e giornalisti impegnati nelle produzioni quotidiane dell'emittente. Una visita negli studi dei telegiornali raccontando il presente dell'informazione locale che guarda costantemente al futuro. E la buona comunicazione sottolineata dal Vescovo è stato lo spunto di riflessione dell'editore Filippo Iannacopoulos. Abbiamo sulle spalle quello che ci ha detto, che ci consola ma ci dà anche l'impegno di dire facciamo bene il nostro lavoro, perché è lì, proprio su questa parola bene, ogni singolo compito, ogni singolo momento della nostra giornata, è perché abbiamo un servizio di interesse pubblico e quindi questa parola bene, no, che si lega poi a tutto, deve essere il centro della nostra azione. Un impegno importante, ha sottolineato il direttore Luigi Bacialli, in un tempo dove ad internet troppe volte si associano quelli che la Bibbia indica come i falsi profeti. In un momento in cui prevalgono i social con le informazioni strampalate e anche a volte molto insidiose e pericolose, l'informazione che garantisce il nostro gruppo è davvero molto importante, perché credo che contribuisca non solo a trasmettere anche dei valori, no? La serietà, la precisione, soprattutto il contatto con i cittadini, no? I nostri editori hanno sempre detto fin dall'inizio, sempre dalla parte dei cittadini. E in un tempo dove il digitale e la tecnologia portano paradossalmente sempre più all'isolamento, per Monsignor Tomasi la risposta sta sempre nel buon uso della televisione. Come utilizzerebbe la televisione Gesù Cristo oggi? Lo utilizzerebbe per contattare le persone e per fare dei grandi raduni dove può incontrare personalmente le persone. Ecco, la televisione e gli strumenti di comunicazione anche elettronica come strumenti, come opportunità per incontrarsi, per tornare sulle piazze a vedersi e a festeggiare insieme. Al termine della visita la benedizione del Vescovo a tutta la grande famiglia del gruppo Media Nord-Est. E la benedizione di Dio, che è amore onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi tutti e con voi rimanga sempre. Amen. E buon lavoro e buona vita.